Lo vedevamo quando eravamo giovani, ecco, così quando veniva durante la settimana santa e prima chierico, poi è diventato sacerdote, poi è ritornato per la laurea. Lui è un intenditore anche di storia, dico sulla colonizzazione, no, sulla ehm, diciamo così, colonizzazione, sulla cristianizzazione, sui primi missionari che sono arrivati, Chiesa giovane ma povera, voglio dire, ricca di fedeli. Io non sono andato alla consacrazione episcopale, invece non so se ti interessa, Giorgio Massolin, che allora era sindaco, Infatti è andato alla sua e molto gentilmente mi ha fatto avere anche la cassetta. Ha detto che è durata la cerimonia, non so se 4 ore, una roba del genere, insomma, ecco. Ci aspettavamo che prima o poi sarebbe diventato vescovo, a dire la verità, perché appunto era segretario della conferenza episcopale, il braccio destro del cardinale che è giovane tra l'altro, mm, della Tanzania, che è sto Pengo, cardinale Pengo, era succeduto al cardinale che era, credo che fosse uno dei primi cardinali dell'Africa nera, diciamo, che è stato quello che lo ha avviato anche alla vocazione religiosa, diciamo, sto cardinale Rugambua. Ecco. Provo a pensare il ruolo di Laura Glacis, no? Ecco, Laura Glacis non c'era a Palermo quando lui è venuto le prime volte, voglio dire, ma vedi che lo ha conosciuto, sì, quindi io il secondo tempo, non all'inizio quando è venuta, ma vedi che porta avanti questa iniziativa del corso, esatto, di cucito, là, così, sì, tutti questi ricami, ecco, per dire, mi viene la prima persona che mi viene in mente, che certamente non è dei primi di Palermo di quell'epoca, quando lui è venuto, insomma, all'inizio, è una che è venuta dopo, insomma, ecco, ma ha sentito parlare di Padre Metodio l'estate, in cui Don Aldo lui è andato via, Don Guido è andato via lo stesso, e durante l'estate, luglio e agosto, lo ha sostituito come parroco Padre Metodio. Proprio ufficialmente o no? Ufficialmente l'ha sostituito, per cui sì, è rimasto per 2 diciamo mesi in carica. Al vescovo sì, risultava coperta Palermo. Palermo aveva il suo prete, insomma, sì, ed era Padre Metodio. Quindi prima che venisse Don Aldo, doveva venire per sostituire Don Guido, così, insomma, ecco, da allora che è rimasto, perché prima di Don Aldo, ricordo durante l'estate, il parroco, tutte quante le messe, tutto il periodo ha sostituito Padre Metodio. Questa è una chicca, non l'ha detto nessuno ancora. Sì. In quell'anno là, quindi ha celebrato i matrimoni, tutto quello per 2 mesi prima che arrivasse Don Aldo, perché Don Aldo appunto aveva questo impegno precedente, ha detto sì, io posso sostituirti, ma a partire non so se da settembre, ecco, quindi luglio-agosto, nel periodo estivo. Lui aveva una certa libertà di movimento, Padre Metodio, adesso non so se stesse terminando forse la laurea, adesso non mi ricordo allora, sì, perché la laurea, diciamo, canonica è intervenuta dopo il termine, lui era già prete, insomma, lo hanno mandato a Roma per perfezionarsi negli studi, ecco, quindi è venuta successivamente, insomma, non è che fosse un fuoricorso, ecco. No, una persona intelligentissima. Che auspicio appunto darebbe Ponzano per quanto riguarda la figura di Padre Metodio, l'esperienza che è stata fatta con lui qui? Bella, bellissima. E poi per questo dicevo che è significativa, no? Perché provo a pensare, insomma, è inutile nasconderselo, no? Il discorso dei neri, dei cose, eccetera. Abbiamo tutti quanti le nostre idee, le nostre convinzioni, magari le nostre paure, i nostri pregiudizi. Però Padre Metodio, no? Per noi
non c'entrava niente che fosse nero. Sì, Moreto, il prete Moreto, va bene, ma come che si dice uno che è biondo, che ha che è rosso, insomma, ecco, per dirti, ma era una di quelle caratteristiche della persona che chiunque può avere, insomma, non era quella caratteristica che individuava la persona, ecco, quindi questo discorso del razzismo, insomma, ecco, dico, anche 30 anni fa, a Palermo, 30-35 anni fa si è fatto un baffo, insomma, quello che conta è la persona, e per cui tutti erano amici di padre Metodio, perché era lui, ecco, da questo punto di vista è stato bello, un gemellaggio nostro, no? Non ha il nome di i soliti gemellaggi che facciamo con la città tedesca, con quella francese, con quella altisonante, e noi solidarietà con Catoma. Cos'è sta roba? Ecco, che è un modo per essere anche dal punto di vista, se vogliamo, più ampio, ecco, di dare un significato al gemellaggio più bello, insomma, che solidarietà, che vuol dire che adesso Ponzano aiuta questo paese natale di padre Metodio, ma sa tutti fra 100 anni come che sia storia, come può girare, perché dico è una ruota anche la storia. Io vorrei sperare che quel benessere resti per sempre, ma tra 100 anni, se per caso ci sarò anch'io, non so se saranno. Questo è un buon auspicio anche per padre Metodio. Sì, è bella questa idea, comunque vuol dire che le etichette e le cose non contano niente quando al centro c'è la persona. Noi abbiamo conosciuto Metodio come persona ed è bello. E poi lui ha intessuto con le persone, ecco, davvero un rapporto bello, ecco, di confidenza, cioè è quel rapporto che si crea con uno dei tuoi figli, uno dei tuoi tosati, come che mettiamo come un tosato dei nostri cresciuto, che dopo magari fa fortuna, voglio dire, diventa famoso, diventa giornalista, o diventa calciatore, non so, o attore, ecco, diventa importante, ma se lui, se sempre lui, se Metodio, insomma, non se, ecco. Beh, sono contento anche che diate importanza a questo evento. Ha detto che ogni volta che viene in Europa lui magari deve andare qualche volta in Germania, più delle volte deve andare in Germania, no? Perché evidentemente la Tanzania è uno stato che è l'unione del Tanganyika con lo Zanzibar, sì. No? Tanzania. E la Tanganyika era una colonia tedesca, una delle colonie tedesche che poi sono state, che poi appunto la Germania ha perso con la prima guerra mondiale, ha perso tutte le colonie in Africa, no? E sono passate all'Inghilterra naturalmente. Ecco. Però i rapporti, immagino, e credo che lui come segretario della conferenza episcopale della Tanzania abbia anche i rapporti, diciamo così, internazionali, e quindi conoscendo il tedesco, perché è stato diversi mesi anche in Germania, anche per avere dei fondi, dei contatti, degli aiuti, ecco, per la Chiesa. Sì, però quello è a livello ufficiale, quello con noi è un gemellaggio d'affetto. Sì. Cioè Catoma non è la diocesi di padre Metodio, è il paese natale di padre Metodio, quindi è il rapporto quasi con la famiglia, con le radici, no? Sì. Ecco, questo è davvero molto bello. Poi bellissimo il fatto che così che lo abbiano insignito cittadino onorario, consigliere comunale onorario, ecco, davvero una dimostrazione, sì, di affetto, se vogliamo, dal punto di vista politico, ecco, molto significativo. Vuol dire che le etichette non contano, insomma, ecco. E nemmeno, cosa voglio dire, nemmeno le posizioni così che possono essere politiche, ideologiche, in questo caso sono state superate, oltre. Perfetto. E con questo terminiamo con il professor Bruno Fornari, il Palermo di Ponzano. Grazie.